Stamane presentiamo una mozione unitaria che confluisce sostanzialmente in un testo a prima firma Molinari, capogruppo della Lega, e a seguire ovviamente le altre firme di Fratelli d'Italia e di Forza Italia. Il governo Meloni ha stanziato in 3 anni 14 miliardi e più di euro a sostegno della filiera agricola italiana e contemporaneamente, nella congiuntura della riforma della politica agricola comune, la Commissione propone invece di ridurre lo stanziamento destinato alla agricoltura da 386 miliardi del vecchio sostegno a 300 miliardi dal 2028 al 2034. È una questione inaccettabile rispetto alla quale chiederemo al governo l'impegno di contrastare durante il negoziato questa proposta che non ci sembra sostenibile per gli agricoltori italiani ed europei.